Alleluia. E passiamo alla parola. Così chiamo il nostro pastore. Dio lo benedica e Dio benedica tutti voi, fratelli. Alleluia, Dio vi benedica. Gloria a Gesù. Diamo grazie al nostro Dio per la sua presenza e per l'amore che ci dimostra, perché quando Lui si presenta, Lui ci dimostra l'amore, perché Lui è qui e se Lui non ci amassi non sarebbe qui, ma Lui si presenta ogni volta che la sua Chiesa si raduna per adorarlo, per glorificarlo, e non è che Dio non si presenta in altre occasioni, perché sappiamo fin troppo bene che la presenza di Dio ci accompagna ogni giorno della nostra vita. Però la manifestazione della presenza di Dio, quella non avviene tutte le volte. Quando noi stiamo attraversando il peggior problema della nostra vita, noi non sentiamo la sua presenza, ma Lui è lì, il Signore è lì presente. È una benedizione per noi sapere che il Dio onnipotente di cui la Bibbia ci parla è con noi. Questo è bello saperlo. Il Dio del quale si raccontarono tante storie nella Bibbia, tante meraviglie nella Bibbia. In settimana stiamo studiando il percorso che ha fatto Israele dal momento della sua liberazione fino all'ingresso della terra promessa, ed è uno studio molto lungo che stiamo facendo, ma troppo bello, perché stiamo vedendo in Israele l'istoria della Chiesa. L'Apostolo Paolo, parlando di Israele, dice che quello che hanno fatto loro, o quello che è stato scritto di loro, è stato scritto per il nostro insegnamento. Così è scritto. Ed è bello sapere che quel Dio onnipotente che ha liberato il suo popolo con potenza, con mano forte, quel Dio che ha aperto il mare, quel Dio che quando il popolo diceva non abbiamo da mangiare, ha mandato il pane dal cielo. Quel Dio che quando il popolo ha detto abbiamo sete, ha fatto in modo che uscisse acqua da una roccia. Quel Dio è il Dio che è con noi, quel Dio è il Dio che ci accompagna ed è con noi tutti i giorni della nostra vita. Alleluia. Aprite le vostre Bibbie, fratelli. Gloria a Gesù. Leggiamo Proverbi capitolo 6 versetto 16 e 18. Dobbiamo continuare a meditare questo bellissimo tema che abbiamo iniziato. Oggi siamo alla quarta parte, perché stiamo parlando di le 7 cose che Dio odia. Ci sono 7 cose che Dio odia. Abbiamo visto 3. La prima, gli occhi alteri. La seconda, la lingua bugiarda. Terza, le mani che spargono sangue innocente. E oggi vediamo il cuore che medita disegni perversi. Il cuore che medita disegni perversi. Dice la parola del Signore, Proverbi 6, 16 al 18. Leggiamo la parola del Signore così come è scritta, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e dice: 6 cose odia il Signore, anzi 7 li sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente. 4. Il cuore che medita disegni iniqui.
i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Amen. Signore, grazie ti diamo quest'oggi. Grazie, Signore, per la tua parola. Nel nome di Gesù, Signore, parlaci attraverso la tua parola, perché abbiamo bisogno, Signore, di imparare. Abbiamo bisogno che tu ci parli. Nel nome di Gesù. Questa mattina, Signore, noi veniamo davanti al tuo trono chiedendoti, Signore, di perdonarci. Perdona i nostri peccati, perdona, Signore, le nostre mancanze, perdona, Signore, qualsiasi peccato, qualsiasi offesa che abbiamo fatto, Signore, o a te o al nostro prossimo. Nel nome di Gesù, Signore, glorificati ogni giorno nella nostra vita e aiutaci a camminare, Signore, secondo la tua buona, perfetta e gradita volontà. Nel nome di Gesù ti ringraziamo. Amen. Gloria a Gesù. Potete accomodarvi. Le 7 cose che il Signore odia. Abbiamo visto in principio che stiamo parlando di perversità del cuore, perché tutte queste cose che il Signore odia provengono tutte dal cuore, e abbiamo visto che il problema dell'uomo è un problema di cuore. Tutti i problemi dell'uomo stanno nel cuore, perciò è necessario meditare la parola del Signore e capire un attimino alcune cose che il Signore non tollera e che il Signore dice, il proverbista, ci sono cose che gli sono in abominio. Le cose abominevoli sono cose che non si gradiscono. L'abominio, dicevo giorni fa, è una parola che non la si usa più e quasi più, e non la si conosce molto bene, ma l'abominio è qualcosa che si rende sgradevole. Una cosa che mi è in abominio è una cosa che mi fa schifo, mi fa talmente schifo che mi fa vomitare. Se io vedo una cosa che mi fa schifo, è una cosa ai miei occhi abominevole, tanto mi disgusta che mi fa vomitare. E ci sono cose, dice la Bibbia, che Dio odia, e ci sono cose che al Signore gli sono in abominio, lo fanno disgustare. Tanto è così che per causa di queste opere nostre, di queste opere dell'uomo, dice la Bibbia in Apocalisse, per quanto non sei caldo e non sei freddo, ma sei tiepido, dice il Signore, io ti vomiterò dalla mia bocca. Questo è il risultato dell'abominevole, dello sgradevole, il vomito. Per quanto sei tiepido, io ti vomiterò dalla mia bocca. O non è scritto così? Mi sto sbagliando? Dice così. Ora, abbiamo visto finora delle cose che si manifestano apertamente. Gli occhi alteri, noi lo vediamo quando uno agisce con occhi alteri. Uno che piace dire bugie, lo vediamo. Non è una cosa nascosta, la si vede. Un bugiardo lo si vede dal suo parlare, dice una cosa ma non lo fa, dice una cosa, fa un'altra cosa. Questo è bugia, vuol dire essere bugiardi. Abbiamo visto che anche se molti cristiani dicono che la bugia non è una cosa importante, anche se il cristiano dice che la piccola bugia il Signore non la vede, anche se il cristiano dice che si possono dire bugie a fin di bene, non è così. Siamo stati a parlare più di un'ora
della bugia e vi ho mostrato con la Bibbia che attraverso la bugia si può perdere la salvezza. Così dice il Signore. Apocalisse, nel libro di Apocalisse, nel capitolo 22, non lo leggiamo, dice che insieme ai fornicari, insieme agli stregoni, insieme a tutto questo gruppo di malfattori ci mette il Signore i bugiardi. Dice: beato coloro che lavano le loro vesti per poter entrare nelle porte della città, la città eterna, la città celeste, ma rimarranno fuori, dice, i cani. E menziona una serie di malfattori e alla fine dice: e chiunque ama e pratica la menzogna, che vuol dire bugia. Perciò uno che dice una bugia, anche se è piccola, sta compromettendo la sua salvezza. E noi dobbiamo essere pronti, perché la Bibbia dice che Gesù sta tornando a prendere la sua Chiesa. E se noi non siamo pronti, rimarremo qui. E se noi pensiamo: se non mi salvo adesso, mi salverò dopo, perché alcuni cristiani o alcune chiese o alcuni ministri vanno in giro predicando che se uno non si salva nel giorno del rapimento della Chiesa, si può salvare dopo. Dicono: basta che non ti fai marchiare, basta che non accetti l'anticristo. Ma cosa dice la Bibbia? La Bibbia dice che il tratto di Dio è per il suo popolo. Dio sta trattando con il suo popolo e Dio ha sempre trattato con il suo popolo. In principio lo ha fatto con Israele. E Daniele parla di profeticamente 70 settimane che riguardano il popolo di Israele. La settimana numero 69 si è interrotta. Quando è finita la settimana numero 69, lì è venuto Cristo sulla terra e il Signore aprì uno spazio di tempo all'interno di queste settimane profetiche che si è chiamato il tempo della grazia, dove in questo tempo della grazia, che non è un tempo definito, qualunque uomo che non sia di Israele può avere la salvezza attraverso Cristo Gesù. Il popolo gentile, qui entriamo noi, qui abbiamo avuto salvezza noi. Ma quando il Signore verrà e rapirà la sua Chiesa, la grazia finisce. Allora chi è che garantisce salvezza? Se per noi la gente non ebrea abbiamo salvezza soltanto durante il periodo della grazia. E quando finirà questa grazia, comincerà l'ultima settimana delle 70 settimane profetiche di Daniele. Settimane, dice la Bibbia, di anni, perciò non sono 7 giorni ma sotto 7 anni, e questi saranno i 7 anni della tribolazione o tribolazione, dove si manifesterà l'anticristo. Ma in quel momento Dio non si occupa più dell'umanità, non si occupa più del mondo, dice la Bibbia. In quegli ultimi 7 anni si occuperà esclusivamente di Israele, non più della Chiesa. Che se non mi salvo adesso, mi salvo dopo. Questi sono racconti umani. Questo è una teoria di una mente umana e quasi, mi viene da dire, diabolica, perché non si può dire a una persona: se non ti salvi adesso ti salvi dopo, come alcuni matti e pazzi che fanno video, li mettono su YouTube: fratello, se te rimani fai così, 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 dando indicazioni ai cristiani che rimarranno qui dopo il rapimento. Ma sono matti e non hanno lo Spirito Santo di Dio, non ce l'hanno, anche se si chiamano evangelisti, anche se si chiamano profeti, anche se si chiamano ministri, non hanno lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ti spinge, ti motiva a stare pronto, non ti invoglia a prepararti se rimani.
Bisogna capire e aprire gli occhi a chi si ascolta. La Chiesa deve sapere chi ascolta, chi guarda, da chi riceve una parola, perché non perché apro la Bibbia, non perché una persona viene e apre la Bibbia e ti parla vuol dire che sta parlando parola di Dio. La Bibbia la usa il diavolo. Ci sono cristiani che basta che uno abbia una Bibbia in mano e lo crede. Non è così, non è così. Bisogna capire, bisogna stare attenti a chi si ascolta e a chi si guarda, a chi si segue, perché non tutti quelli che predicano sono veri cristiani. Non tutti. Non tutti. Abbiamo visto 3 cose che il Signore odia, oggi vediamo la quarta e cercherò di farcela in questi minuti che ho. Per me è difficile stare in un'ora di tempo, molto difficile finire un tema. Ma abbiamo visto le cose che sono visibili, quelle che noi vediamo. Quella che dobbiamo trattare oggi è una cosa che non si vede, è una cosa che viene da dentro, è una cosa che sta nel cuore ed è lì nascosta, non si vede, non si può vedere. La intenzione o ciò che progetta o ciò che medita il cuore. E la Bibbia ci dice, il proverbista ci dice che il Signore odia il cuore che medita disegni iniqui, disegni cattivi, disegni perversi, disegni malvagi. Il Signore odia un cuore che si presenta così. Perché la Bibbia dice che il cuore è insanabilmente malvagio, cattivo. E dice: chi potrà conoscerlo? Il Signore. Il Signore è l'unico che può conoscere il cuore, anche se noi pensiamo di nascondere delle cose nel cuore, non possiamo nasconderle a Dio. E se c'è un problema dentro il mio cuore, Dio lo sa che io non sono sano. Dio lo sa che io ho un problema nel cuore, che ho un rancore, perché chi medita disegni o chi medita chi progetta disegni iniqui o malvagi li fa perché ha un rancore nel cuore, ha un rancore dentro al suo cuore e ha un grandissimo odio che viene a corrodere la sua anima, se lo sta mangiando dentro. Un odio che avvelena la sua anima ed è lì, e quel cuore lì non è sano. È un cuore che sta soffrendo una malattia ed è lì nascosto. E ci sono tanti cristiani che pensano di star bene, ma non possono vedere un fratello, per esempio. Parlo di un fratello di sangue, un fratello non della Chiesa, perché in Chiesa tutti ci presentiamo come dei buoni cristiani. In Chiesa tutti siamo buoni, tutti siamo bravi, ma come siamo fuori dalla Chiesa e come siamo nel nostro cuore? Alcuni ancora non parlano alla mamma per qualcosa che gli ha fatto nel passato, alcuni non parlano al papà, alcuni non parlano ai figli. E ci sono tanti così nella Chiesa del Signore. Non parlo di Maranatha, parlo della Chiesa in generale.
Ci sono tanti che non riescono a parlarsi perché c'è stato un qualcosa che li ha divisi nel passato ed è ancora lì nel cuore il problema. Ed è un problema, è un grandissimo problema, perché questo rancore e questo odio fa che il cuore stia stia a meditare disegni perversi. E a volte il problema che è lì nascosto nel cuore è lì nascosto, non si manifesta. Non si manifesta perché sta aspettando il momento giusto per poterlo fare. Sta aspettando il momento idoneo, il momento. Ma quando si presenterà quel momento, si manifesterà. Verrà fuori. Questo è un problema dell'essere umano che non è nuovo. Non è nuovo. Leggiamo in Genesi capitolo 6, versetto 5. Genesi 6, 5. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il loro cuore concepiva soltanto, perché dopo chiarirò questo fatto del cuore, che il cuore non medita soltanto disegni cattivi, anche disegni buoni, però li dobbiamo analizzare. Per questo problema di un cuore che medita disegni malvagi, di un cuore che sta pensando come vendicarsi, mi ha fatto del male, quello là mi ha fatto del male, mi ha lasciato, mi ha abbandonato, io un giorno gliela farò pagare. Aspetto solo quel giorno e vedrà, perché dicono che la vendetta si serve com'è? In un piatto freddo? Io stavo per dire caldo. Dicono che la vendetta è buona, che si deve gustare. Un cuore che medita disegni malvagi. Da dove parte? Dal rancore, dall'odio che si trova nel cuore per una persona che mi ha fatto del male. E la cosa terribile è che cristiani stanno ancora aspettando, si sono convertiti e non si sono resi conto che il loro cuore doveva essere trasformato, perché il Signore dice che a chiunque verrà da Lui gli darà un cuore nuovo. E se un cristiano si è convertito e ha ricevuto un cuore nuovo, com'è possibile che ancora stia pensando alla vendetta? Sapete, l'unica spiegazione che io mi do personalmente è che non ha ricevuto un cuore nuovo. Vale a dire, la sua conversione non è stata genuina. Si deve pentire e si deve convertire, anche se va in chiesa, anche se dice di essere cristiano, di essere cristiano, anche se un giorno alzò la mano e dice ti ricevo Signore, ma se nel cuore ci sono ancora cattiverie, si deve convertire. Per questo problema del cuore, sapete che ha fatto il Signore? Ha mandato il diluvio universale, dove la Bibbia ci racconta la storia di Noè che salvò tutti gli animali. E gli uomini non si salvarono perché erano più animali degli animali. E si salvarono solo le bestie che non avevano intelletto,
ma l'uomo che aveva intelletto non si salvò, perché si credeva troppo intelligente per credere ad una assurdità, ad una stupidaggine come quella che Noè raccontava. Alcuni cristiani rimarranno per lo stesso motivo, perché si credono troppo intelligenti. Dio parla, Dio consiglia, Dio dice no, non lo faccio. Questo è il problema di più o meno di tutte le chiese, che il Signore parla, consiglia attraverso la parola, attraverso la predica, usando uomini, ministri, e la Chiesa oggi ascolta, domani mattina non si ricorda più la predica della domenica, non se la ricorda più, tantomeno metterla in pratica. È come quelli là che ascoltarono Noè dire sta arrivando un diluvio e gli ridevano in faccia, non lo credevano. I cristiani che ascoltano e non mettono in pratica stanno avendo lo stesso atteggiamento, come dire va bene, è vero, può essere o magari no, ma io farò comunque quello che voglio io vivrò comunque come voglio io. Ho sentito espressioni come il pastore dice e io devo farlo solo perché il pastore lo dice, ma non è il pastore. Poi a me non mi interessa. A me non mi interessa se una persona fa o non fa, personalmente non mi interessa. Qui non si devono fare le cose come in nessuna chiesa al mondo, non si devono fare le cose perché lo dice il pastore, perché il Signore lo dice. È Bibbia, è parola di Dio. E se io non la credo, e se io non ascolto, se io non la conservo e non la metto in pratica, alla fine, quando la grazia finirà, quella persona se ne accorgerà e dirà: perché non ho fatto, perché non ho eseguito, perché? Ma sarà troppo tardi, sarà troppo tardi. Lo stesso atteggiamento che ebbero le persone prima del diluvio universale. Perché il Signore mandò il diluvio? Perché nel loro cuore c'era, cosa dice? Il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi. Ed è una cosa che Dio odia. Il Signore odia. Nel capitolo 8 del Genesi, nel versetto 21, il Signore ci spiega che questo è un problema più o meno di tutta l'umanità. Tutta l'umanità. Che cosa vuol dire? Che l'essere umano in generale, parliamo di non cristiani, stanno continuamente macchinando nel cuore soltanto cattiverie, soltanto disegni malvagi nel mondo. E dice così il Signore: il Signore sentì un odore soave e il Signore disse in cuor suo: io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come l'ho fatto. Qui era finito il diluvio, Noè era sceso dall'arca e aveva fatto un sacrificio a Dio. E il Signore dice che sentì quell'odore suave, quel buon odore del sacrificio che gli veniva offerto. Dice: non maledirò più l'uomo, non maledirò più la terra, non punirò più l'essere umano per causa della sua cattiveria. Poiché il loro cuore concepisce disegni fin dalla adolescenza. Fin dall'adolescenza. Un bambino, finché non è consapevole di quel che fa, è del Signore, anche se non ha ricevuto Cristo, anche perché non lo può fare. Ma quando si entra nell'adolescenza,
Bisogna che ogni essere umano si penta dei suoi peccati e riceva Cristo come Salvatore. Ogni persona. Dall'adolescenza. Essere nati in una casa cristiana non dà salvezza. Ogni persona deve ricevere Cristo come Salvatore. Nella Bibbia troviamo un tragico esempio di una persona che serbava in cuor suo la vendetta. Un esempio di questo che stiamo parlando noi lo troviamo nella Bibbia, Marco capitolo 6, versetto 18 in poi. Marco 6, 18 in poi. Stiamo parlando, e qualche giorno fa abbiamo parlato di questo, ma non era il tema. Il versetto 18 dice così, Marco 6, 18. Giovanni, infatti, parla di Giovanni Battista. Giovanni, infatti, gli diceva: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. A chi glielo diceva? Al re Erode. Non ti è lecito Leggiamo dal 17, così lo capiamo meglio. 17 dice: poiché Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo suo fratello, che egli, Erode, aveva sposata. Giovanni infatti gli diceva: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Perciò Erodiada gli serbava rancore e voleva farlo morire, ma non poteva. Giovanni Battista diceva a Erode, al re: tu non puoi avere quella donna come moglie perché è o era o è stata moglie di tuo fratello, di Filippo suo fratello. Lei ha lasciato un uomo e stava con un altro e aveva una figlia che non era figlia di Erode. Ma per avergli detto Giovanni Battista: non puoi stare con lei, non puoi averla, lei che aveva sete di potere, lei che aveva sete di governare, perché lei automaticamente, stando col re, diventa la regina. E lei voleva governare, lei voleva il potere, autorità. E lei, questa donna cattiva, per quello che ha detto Giovanni, ha convinto re Erode di arrestarlo. Ma questa donna non lo voleva in prigione, lo voleva morto, perché le ha detto la verità, ha fatto che nel suo cuore nascesse odio e rancore per Giovanni. E cominciò a macchinare, cominciò a meditare. E dice: intanto lo faccio arrestare. Erode non lo voleva uccidere. Erode aveva paura di Giovanni perché credeva che era un uomo di Dio. E dice che lo ascoltava volentieri a Giovanni.
Ma Erodiada stava macchinando nel suo cuore, stava meditando il disegno, stava meditando come farò, come posso fare, farò così, farò cosà. No, dice, però io non posso, non ho potere, perché ricordatevi che l'ho insegnato che in quell'epoca la donna non era molto considerata. È vero che era la regina, ma non aveva il potere di far uccidere un uomo. Lei non lo poteva fare. Far uccidere un uomo era una sentenza che soltanto nel suo caso soltanto il re lo poteva fare, lei no. E lei non poteva scavalcare l'autorità di suo marito per poi fare quello che voleva lei. Allora nel suo cuore stava meditando come far fuori Giovanni Battista. E ogni giorno era il suo pensiero, perché una persona che ha odio e una persona che ha rancore, non c'è giorno che non pensa alla vendetta. Va a dormire, non riesce a dormire, perché sta pensando: come farò, come posso fare, io mi devo vendicare. Una donna che viene tradita dall'uomo o viene abbandonata, o il marito viene lasciato dalla donna, e lo vediamo nei telegiornali, come gli danno la caccia, gli danno la caccia, sembra che stanno ad un safari inseguendo la preda, e la osservano da lontano, giorno dopo giorno. E abbiamo visto ultimamente in TV questi servizi che fa vedere il programma televisivo che ho menzionato l'ultima volta, dove le donne chiedono aiuto ma non vengono ascoltate, alla fine vengono uccise, perché nel cuore c'era questo desiderio di vendetta. E una persona che ha questo problema nel cuore non dorme, sta pensando come vendicarsi di lui, come vendicarsi di lei. E alcuni vanno in chiesa, alcuni dicono che sono cristiani. Dice la Bibbia nel versetto 19: perciò Erodiada gli servava rancore e voleva farlo morire, ma non poteva. Infatti Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendo che era uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito era molto perplesso e l'ascoltava volentieri. 21. Ma venne un giorno opportuno, quando Erode al suo compleanno, vi ricordate? Ho chiesto a quale compleanno. Al suo compleanno fece un convito ai grandi della sua corte, agli ufficiali e ai notabili della Galilea. La figlia della stessa Erodiada entrò e ballò e piacque a Erode e ai commensali. Il re disse alla ragazza, la mamma era lì, il re disse alla figlia: chiedimi quello che vuoi e te lo darò. Le dijo: te lo giuro che lo farò. È un gesto latino, i latini lo capiscono. Te lo giuro, le dijo. Le dice, sto parlando spagnolo anche. Te lo giuro. La regina dice: ecco, questo è il momento tanto atteso. E disse il re: ti darò quello che mi chiederai fino alla metà del mio regno. E la ragazza, uscita, domandò a sua madre: cosa chiedo? E la madre gli disse: la testa di Giovanni Battista.
E ritornata in fretta dal re, gli fece questa richiesta: voglio che sul momento tu mi dia su un piatto la testa di Giovanni Battista. Il re ne fu molto rattristato, ma a motivo del giuramento fatto e dei commensali non vuole dire di no, e mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. E la guardia andò, decapitò nella prigione e portò la testa su un piatto e lo diede alla ragazza, e la ragazza la diede a sua madre. Ora, noi pensiamo di non essere in grado di commettere queste cattiverie. Noi pensiamo che noi non siamo così cattivi. Noi pensiamo che noi non arriveremo mai a fare una cosa del genere. Ma dice la scrittura che chiunque odia suo fratello è omicida. Non lo uccidiamo fisicamente, non gli tagliamo la testa, non lo accoltelliamo, ma davanti a Dio, nel nostro cuore, lo abbiamo fatto. E ci sarà una punizione per questo. Perché non la riceviamo subito? Perché siamo in tempo di grazia. Durante il periodo di grazia, Dio non uccide nessuno. Per i suoi peccati. Si può morire per testimoniare, si possono avere delle conseguenze di una decisione sbagliata, ma che Dio, perché oggi diciamo una bugia o perché oggi stiamo meditando di far male ad un fratello, verrà e ci ucciderà? No, non lo farà. Ma quando finirà il tempo della grazia, ognuno riceverà quello che merita. Non illudiamoci che stiamo nel nostro cuore premeditando il male contro qualcuno e siccome che non mi succede niente va tutto bene. Non va tutto bene. Non è così. Non va tutto bene. Questo atteggiamento di la moglie di Erode ce l'hanno molte persone. Molte persone ce l'hanno. E Dio disse che il cuore comincia a disegnare, a meditare disegni malvagi fin dall'adolescenza. Questo è un problema di tutta l'umanità. Tutta l'umanità ha questo problema. Ma noi cristiani? Tutta l'umanità ha questo problema. Ma noi cristiani? Perché che succeda nel mondo è normale, deve succedere. Nel mondo deve succedere. E nel mondo non si limitano soltanto ad averlo nel cuore, lo fanno. Si va e si uccide, si va e si spara, si va e si accoltella, si va e si fa di tutto per la vendetta. Tu mi hai fatto, tu me ne hai fatte 5, io te ne darò 10. Tu mi hai dato un calcio, dicono nel mondo, io verrò e te lo taglierò quel piede. Te lo taglierò. E quando l'uomo ha rancore e odio nel cuore diventa anche biblico, perché c'è scritto occhio per occhio e dente per dente. E lì si ricorda l'uomo. Noi non ci possiamo fare autogiustizia. Nessun uomo lo può fare, nessun uomo. Nessuno.
Ma nel mondo questo succede, ma che cosa succede in chiesa? Che cosa dice la Bibbia riguardo al cristiano, al suo cuore e alla relazione che ha con Lui, con Dio? Che cosa dice la Bibbia? Quando il cristiano cammina cercando di gradire il Signore, il suo cuore viene influenzato dal bene, non dal male. Il suo cuore viene influenzato dal bene perché viene influenzato dallo Spirito Santo al cristiano convertito, perché il suo cuore è stato cambiato, è stato rinnovato. Romani capitolo 12, versetto 17 al 21, Romani 12, 17 al 21. L'Apostolo Paolo, parlando alla Chiesa, dice così: non rendete a nessuno male per male. Che vuol dire? Se qualcuno mi fa del male, io non devo rispondergli con altro male. Se qualcuno mi fa del male, io non devo già pensare, mi hai fatto male, aspetta che adesso ci penso io, adesso vedrai, e comincia a pensare che farò. Questo è un cuore che medita disegni iniqui, malvagi, cattivi. L'Apostolo Paolo dice non dovete pagare male per male, no. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini, non soltanto davanti ai fratelli in chiesa, davanti a tutti gli uomini, tutti. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. 19. Non fate le vostre vendette. Mi posso vendicare io? No. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Vinci il male con il bene. Perciò il cristiano non può meditare nel suo cuore cose cattive. Non deve e non può. E chiunque sia convertito veramente non lo farà. Non lo farà. E se uno sta premeditando il male contro qualcuno, si deve convertire. Si deve convertire, perché quando il cristiano riceve Cristo davvero, dice la Scrittura che il cuore viene trasformato, il cuore viene cambiato, il cuore viene sostituito, poiché io, dice il Signore, gli darò un cuore nuovo. E dice il proverbista nei Proverbi 19, versetto 21, ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano del Signore è quello che sussiste. Molti disegni nel cuore dell'uomo. Ci sono disegni buoni e disegni cattivi. Questo ho detto prima che l'avremo
un po' esaminato, molti disegni, perché bisogna chiarire che il cuore non medita soltanto disegni iniqui, disegni cattivi, il cuore sa meditare anche disegni buoni, e il cuore del cristiano deve meditare cose buone, non cose cattive. Ora, però, dobbiamo stare attenti, perché la Bibbia ci insegna che anche quando noi pensiamo che una cosa è buona, potrebbe non esserla. Potrebbe non esserla. Perciò noi non ci possiamo fidare del nostro cuore. Siamo cristiani, sì, ma non ci possiamo fidare del nostro cuore. Dobbiamo occuparci di alimentare il nostro spirito, perché lo spirito ci guiderà. Lo spirito ci farà camminare sul giusto, sul retto. Lo spirito ci influenzerà sempre e ci spingerà a fare il bene. Il cuore dell'uomo medita disegni o buoni o cattivi, ci sono tanti, ma alla fine bisogna capire che chi giudica che cosa è buono e che cosa è cattivo è Dio, perché nessuno conosce il cuore tranne Dio. Ma il nostro problema da cristiani è questo: noi pensiamo che quello che noi premeditiamo nel nostro cuore è buono, è giusto, ma sarà buono? Ci possiamo fidare di noi? A volte non sono buoni e noi li consideriamo buoni. Una delle caratteristiche dell'uomo degli ultimi tempi, diceva Paolo, degli uomini degli ultimi tempi, è che avrebbero detto al buono cattivo e al cattivo buono. Caratteristica di uomini degli ultimi tempi. Lo dice a Timoteo. Al cattivo diranno o chiameranno buono, e al buono o alle cose buone li terranno per cattive. E questa confusione gira nei cuori dell'umanità ed entra anche nel cristiano, che non conoscendo, non sapendo, non avendo una base o una guida sicura, non sa se quello che sta facendo è giusto o non è giusto. La Bibbia dice in Proverbi 16:25, Proverbi 16:25, c'è una via, in spagnolo dice che ci sono vie, ci sono dei cammini, dei sentieri che all'uomo sembra diritta, ma finisce con il condurre alla morte. Un uomo dice: a me mi sembra che così come sto camminando sto bene, vado bene. L'uomo dice: a me mi sembra che come sto vivendo io va bene così. Il proverbista dice che l'uomo non si può fidare del proprio cuore, perché quando l'uomo dice questa via è dritta, non lo è, lo sta portando verso l'inferno. E ci sono uomini che non si possono fidare di se stessi. Ci sono uomini che devono pensare, devono vedere bene come stanno camminando, perché non si può pensare che io sto bene e magari sto male, come anche succede che a volte si pensa di star male e si sta bene, soltanto perché non si ha conoscenza del consiglio di Dio, della sua parola. Geremia 17:9. Geremia 17:9 dice:
il cuore è ingannevole, più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Versetto dopo che cosa dice? Io, il Signore, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Come il Signore ci retribuirà o ci darà o ci pagherà? In base alle nostre azioni. In base alle nostre azioni. Perché l'unico che può e sa investigare il cuore è Dio, è il Signore. Il cuore è ingannevole. Per questo noi cristiani dobbiamo stare attenti. Come dobbiamo stare attenti? Dobbiamo stare attenti sul fatto che quando si parla di cuore si sta parlando della natura umana, della natura dell'uomo. Come noi possiamo stare attenti a non fidarci del nostro intelletto, a non fidarci delle nostre emozioni, a non fidarci dei nostri sentimenti, ma ci dobbiamo lasciare influenzare e ci dobbiamo lasciare guidare dallo Spirito, lo Spirito Santo. E questo come è possibile? Sarà possibile quando noi ci troveremo ad alimentare lo Spirito. Se noi non alimentiamo lo Spirito, allora alla fine ci ritroveremo a inseguire i nostri sentimenti e le nostre emozioni. Bisogna alimentare lo Spirito. Bisogna alimentare lo Spirito. Dice la Bibbia, Efesini capitolo 4 versetto 27, non fate posto al diavolo. In spagnolo dice qualcosa come non dare luogo al diavolo. Vuol dire non dargli al diavolo l'occasione, non accoglierlo, non dare luogo, non dare posto. È come che io vengo da uno di voi o vicino da uno di voi e dice mi fate posto? Mi posso sedere qui con voi? Vuol dire stare insieme, condividere. E l'Apostolo Paolo dice che noi non possiamo dare luogo o non possiamo fare posto o dare posto al diavolo. E che cosa significa questa espressione di Paolo? Significa che noi dobbiamo stare attenti a non invitarlo a far parte nelle nostre cose o nella nostra vita. E soprattutto quando Paolo dice non date luogo al diavolo, dice non date le occasioni al diavolo di tentarvi, non dateli occasione. E ci sono tantissime cose che noi potremmo dire, che facciamo, che sbagliamo facendole, motivi per i quali alla fine Satana viene a tentare. Non dare luogo a Satana. Se io so che ho una debolezza, se io so che non sono forte spiritualmente al punto di poter resistere ad una tentazione, se io non sono come Gesù in quell'occasione che aveva digiunato 40 giorni, immaginate quanto lui fosse spiritualmente forte, perché il digiuno fortifica lo spirito. Dopo 40 giorni arrivò il tentatore, il diavolo,
E Gesù era forte, non si fece convincere. Ma se il diavolo viene da noi e ci porta una tentazione nella quale lui sa che noi siamo deboli, se noi non alimentiamo il nostro spirito, cadiamo. Cadiamo nella trappola. Cadiamo. Ed è così. Un uomo che sa di essere debole carnalmente non può camminare con una donna sola, da soli. O una donna che sa di essere debole in quell'area lì non può camminare da sola con un uomo. Si deve camminare come minimo in 3, perché se ci sono 3 non stiamo dando, e non è sfiducia nelle persone, non è che io non mi fido, è che se io vado io da solo e so che sono debole carnalmente e vado con una sorella o con una donna, dice andiamo a vedere una cosa di là, e me ne vado e comincio a girare. Se io so che io ho il problema della debolezza carnale, è come invitare a Satana, vieni Satana, tentami. Questo vuol dire non dare luogo, non dare spazio al diavolo che venga a tentare la mia vita. Mi devo mettere al riparo. Non possono per questo motivo 2 del sesso opposto camminare insieme da soli, devono esserci almeno 3. Dove ci sono 3 il diavolo non viene a tentare. Mi chiamano gli amici, mi dicono vieni al parco, siamo qui, stiamo giocando, ma io so che cosa stanno facendo. Se io so di avere una debolezza, prendo esempi a caso. Io a Milano avevo tanti amici, ma l'unica cosa che facevamo era bere. Ma dopo che, quando mi sono convertito, anche se mi chiamavano, io non potevo andare. Perché all'inizio l'ho fatto. All'inizio sono andato. E come è finita la storia? Ero ubriaco lì con loro. All'inizio, quando ancora mi dovevo affermare, perché affermarsi nel Signore non è una cosa facile e alcuni ancora lo devono fare, nel senso che è un processo molto lungo. Ma se io so che sono debole, io non posso dare spazio al diavolo. È come invitarlo. È come dirgli guarda, vieni, tentami. E sono 2 esempi, ma ci sono tantissimi. Ci sono tanti. L'Apostolo Paolo per questo dice, non al mondo, dice alla Chiesa, perciò dice, chi rubava, non rubi più. Perché cristiani che rubavano si sono convertiti e continuavano a rubare. Erano convertiti, erano cristiani e continuavano a rubare. E Paolo dice, chi rubava non lo faccia più, lavori, si trovi un lavoro. Perché se non lavora, e prima aveva il vizio di rubare, finché non lavora sarà sempre tentato a rubare. E ci sono cristiani che avevano il vizio di prendere le cose che non erano loro, e oggi che stanno in chiesa, entrano al supermercato e ancora sono tentati a prendere ciò che non le appartiene. Non bisogna fare posto al diavolo, non bisogna cedere al diavolo, bisogna stare attenti. Ci sono diverse cose delle quali noi ci dobbiamo guardare. Ci sono tante cose delle quali noi ci dobbiamo proteggere. Per esempio, un cristiano non può girare oltre la mezzanotte. Non può girare.
si può uscire di sera, si può girare tra amici cristiani magari, però a uno che piace la vita notturna e va oltre la mezzanotte, fa tutta la nottata, si sta cercando qualcosa di molto cattivo. Perché i demoni si attivano soprattutto di notte. E uno che gira, una sorella o un fratello che gira oltre la mezzanotte facendo cose che non ha bisogno di fare, per andare a divertirsi con gli amici, con le amiche, andare a mangiare, si sta cercando un guaio. Ma il cristiano deve capire il cristiano che deve vivere una vita molto, molto, molto ordinata. Un cristiano si mette nel terreno di Satana, nel luogo di Satana, quando dice una bugia. Perché un cristiano non dice bugie. Dio dice che uno solo è il padre della bugia. Uno solo. Il diavolo è padre della bugia. Un cristiano che dice bugia automaticamente si sottomette all'autorità del diavolo, anche se è cristiano. Il diavolo dice: hai mentito, allora adesso mi appartieni. E arrivano i problemi, arrivano i guai per una bugia. Non bisogna dare luogo al diavolo, non bisogna fare posto al diavolo, non bisogna fare spazio al diavolo. Bisogna capire questi principi perché ci aiuteranno a stare meglio, a vivere meglio. Non si può. E una delle cose che abbiamo visto in settimana, molto grave, è la mormorazione. Mormorare contro gli altri. È una cosa gravissima ed è un invito a Satana a venire nella mia vita e a fare quello che vuole nel mio cuore. Cose delle quali noi ci dobbiamo proteggere. Chiudo. La Bibbia ci dice, fratelli, che noi non ci possiamo fidare di noi stessi, non ci possiamo fidare del nostro cuore, non ci possiamo fidare di nessun uomo. Di nessun uomo. Di nessuno. Perché se non mi posso fidare di me stesso, figuriamoci di quell'altro. Io devo fare una sola cosa: occuparmi di alimentare il mio spirito, preghiera, digiuno, la Bibbia, occuparmi di queste 3 cose qui, sempre, tutti i giorni, e allora sarò sicuro che a guidarmi non sarà il mio cuore, sarà lo spirito. Dice il profeta Geremia, nel capitolo 17, versetto 5, Geremia 17, 5, così parla il Signore. Che cosa dice? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della sua carne il suo braccio, e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dal Signore. Che sta dicendo? Uomini che confidano in uomini anziché in Dio. Perché non si può confidare dell'uomo, si deve confidare di Dio. Noi ci dobbiamo fidare del Signore, non dell'uomo. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa dell'uomo il suo braccio destro. Colui in chi confida fa dell'uomo il suo braccio destro, la carne sta per l'uomo, e il cuore suo
si allontana dal Signore, si allontana. Dobbiamo invece, dice Proverbi 3, 5 e 6, con questo chiudo, vi chiedo di mettervi in piedi. Proverbi capitolo 3 versetto 5. Proverbi 3, 5. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Confida nel Signore con tutto il cuore. Questo è ciò che noi dobbiamo fare. Questo è ciò che noi cristiani dobbiamo fare, confidare nel Signore con tutto il cuore e non affidarci a ciò che ci dice la nostra mente, a ciò che ci dice il cuore, a ciò che ci possono spingere i nostri sentimenti o le nostre emozioni. Ci possiamo fidare solo del Signore. Per questo il cristiano deve fare una sola cosa: cercare Dio. Cercare Dio. Dio odia il cuore che medita disegni iniqui. E abbiamo visto nella Bibbia, è stato il motivo per il quale Dio mandò il diluvio universale quando ha ucciso l'umanità, perché nel loro cuore c'erano solo disegni iniqui, disegni malvagi. Abbiamo visto che per questo problema Giovanni Battista è morto. È morto per questo problema. Però abbiamo visto anche che questo è un problema che dice la Bibbia che tutta l'umanità ne soffre di questo problema, ma ci insegna la Bibbia che il cristiano non dovrebbe essere colpito con questo problema, però lo è. E ci sono cristiani che stanno meditando nel loro cuore disegni cattivi. Ci sono cristiani che nel loro cuore stanno architettando, stanno vedendo il modo, trovando il modo, cercando il modo di vendicarsi del male che qualcuno gli ha fatto. E questo dice la Bibbia che il Signore odia. Perciò dobbiamo stare attenti, fratelli, col nostro cuore. Attenti. Attenti. Non ci fidiamo troppo dell'uomo. Non ci fidiamo troppo dell'uomo. Fidiamoci di Dio. Fidiamoci di Dio. Occhio come parliamo, occhio come camminiamo, occhio come viviamo. Attenti. Oggi siamo in giorni pericolosi. L'Apostolo Paolo dice a Timoteo che gli ultimi giorni sarebbero stati giorni pericolosi, giorni difficili per la Chiesa. E vediamo come l'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa e dà delle indicazioni molto dure. Chi faceva questo dice non lo faccia più, perché alcuni si convertono e continuano la loro vita che avevano prima. E non è così. Se io ho ricevuto un cuore nuovo, io non posso continuare ad essere lo stesso di prima, devo cambiare, devo essere diverso, devo essere migliore. Mettiamoci in piedi. Gloria a Gesù.
Vorrei invitare alle persone che